Scapinos. Bisogna proprio essere bacate nella testa, eh. Eccolo lì. Quell'arlecchino lì me la paga, eh. Non credo di farla franca. Lo faccio cacciare. Lo rimando a muggere e va, che torna da dove è venuto, come è vero che mi chiamo Scapino. Eccolo qui l'altro fesso che mi serve. Che dici? Bentornato a casa, Celio. Senti, dov'è quella ragazza, la camerierina? Camilla? Lei?
Sì, questo festival io lo conosco dall'inizio, perché credo di aver suonato qui nella prima edizione, quando ancora non c'erano gli alberghi, per cui eravamo sempre ospiti, erano tutti ospiti di varie famiglie. E questo festival è molto speciale perché è un'emanazione di Paolo, riesce a far funzionare questa cosa che è diventata grossa. Era una sorta di scommessa, ma nessuno pensava che potesse diventare una manifestazione come quella che oggi è. E questo è piacevole, soprattutto in un paese piccolo come Belchida, no? Perché è un paese di 3.000 abitanti, dove c'è una tradizione di musica, ma non una tradizione di jazz, ma soprattutto non c'è una tradizione di questo tipo qua.